Amici bellini, è arrivato il momento del recap, perché la giornata si è conclusa con un altro upset pesante che il Genoa, dopo la Lazio, fa lo scherzetto anche alla Roma. Però noi ci serve il focus sul Lecce, perché è quello che ci interessa domani. Cominciamo. I rumori? Ah, è proprio il rumore pesante. Giuseppe De Falco, benvenuto. Il Falco, chi è che chiamavano il Falco? Giuntoli, mi pare. Mi ricordo, ma non ha importanza. Voi potete lasciare like per questa ideale conferenza che ci inventiamo noi, visto che io non devo dare nemmeno per scontato che tutti seguono tutto. Può essere pure che uno è arrivato qua per caso, che si è affacciato sul canale per vedere delle notizie del Napoli, non ha tempo di seguire tutto. Il Napoli ci fece sapere che per motivi di tempo non avrebbero potuto fare conferenza pre-Udinese e conferenza pre-Lecce. Di conseguenza dobbiamo fare noi delle ipotesi di formazione per domani, visto che è la settimana terribile che porta poi all'impegno di Coppa con il Real Madrid, e quindi però questa partita dobbiamo fare, è importantissimo, dobbiamo pure vincerla assolutamente, perché sennò di quanto ben detto contro l'Udinese si rimette tutto in discussione e non mi sembra il caso. Quindi andiamo a fare il recap della giornata. Ci spostiamo, vedete, con questo ambrabame un po' tattico e un po' no. Vedete pure quella cosa che mi aveva preparato, ecco, we like, cioè, meglio, più sistemato così. Allora, ovviamente conserviamo Juventus Lecce per la fine, per il finale, perché dobbiamo parlare estensivamente del Lecce. Parliamo brevemente di tutte le altre partite, qualcuna l'ho guardata per intero, altre gli highlights mi sono bastati per farmi un'idea. Poi noi l'approfondimento vero lo facciamo ogni volta che dobbiamo incontrare la squadra specifica. Ma Cagliari-Milan è sicuramente una partita che dimostra la bontà del mercato fatto dal Milan, perché il Milan, io avevo detto questo agli amici Bellini e Bonati, dicevo, se il Milan la risolve con le riserve potrebbero avere un bel boost di morale. Il Cagliari, che poi è una squadra che davanti è frizzantina, Luvumbo, a proposito la parentesi fantacalcio stavolta non mi devo dimenticare, e a fine video anche parentesi fantacalcio perché è andata malissimo quest'oggi per me. Luvumbo, che io ho puntato perché sembra veramente veramente forte, è uno di quei peperini che sulla sinistra, il classico a piede invertito, però c'ha un bel tiro, non solo a giro, questo gol che ha fatto proprio una bomba forte che Sportiello, che ovviamente tenevo io, non ha potuto bloccare. Però vedete, 6 tiri in porta il Cagliari li fa, come 6 tiri in porta alla fine farà il Milan però è un pochino più cinico, perché li mette. Okafor fa un bellissimo gol, però ci sono troppe papere del portiere. Dobbiamo considerare una giornata non ideale di Radunovic, che insomma è abbastanza responsabile dei gol, di entrambi i gol. Forse sì, quello di Loftus-Cheek era un po' difficile, un tiro da fuori, però per entrambi i gol di Okafor e di Tomori doveva fare qualcosa di più. Quindi il Milan in rimonta, tanto possesso palla, tanti passaggi questa volta, quindi anche precisione nei passaggi, quindi giocano un po' meglio di quello che ci avevano fatto vedere nelle ultime giornate e si avvicinano pericolosamente all'Inter. Quando dico si avvicinano pericolosamente intendo che li raggiungono. Questo che cosa vi dimostra? Che io la classifica non la sto guardando proprio, vado a memoria facendo quella avevo perso col Milan, però poi adesso hanno perso col Sassuolo e li raggiungono, e quindi è per la differenza reti che in questo momento l'Inter è avanti in classifica. Solo che ricordiamo, la differenza reti non basta, se si arriva a pari punti poi c'è lo spareggio, cosa che non ci è interessata a noi l'anno scorso, perché che volevi arrivare a pari punti con il Napoli. Però il Milan dà una bella botta alla classifica, approfittando proprio della sconfitta dell'Inter. Ma prima di arrivare alla sconfitta dell'Inter, Empoli-Salernitana, me la lasciate dire una banalità, perché poi io cerco sempre di dire cose non banali, le banalità del calcio, anzi le prendiamo e cerchiamo di smontarle. La cura Andreazzoli ha funzionato e funzionerà, la cosa che si dice sempre quando c'è un nuovo allenatore. Però in effetti può essere una banalità, può essere una frase fatta, ma può essere anche la verità. Ora dobbiamo aspettare
un impegno un po' più probante della Salernitana, che onestamente io continuo a dire, questa è una delle convinzioni mie che ho da quando ho visto l'allenatore Paulo Sousa in azione. Non mi convince, non mi ha mai convinto, e basta vedere i numeri, insomma, che la Salernitana faceva più gol di quello che creava, più gol degli XG che creava, di conseguenza salvata da un grande Candreva, da un grande Dia. In questo caso il giovane Cabral sta facendo quello che non faceva Dia, quello che non può fare Dia in questo momento, e alla fine se il migliore in campo è sempre Ochoa, anche basta guardare gli highlights, insomma, vuol dire che non è che crea tutti questi presupposti Paulo Sousa per la Salernitana, che è una squadra niente male ma nemmeno attrezzatissima, come niente male nemmeno attrezzatissima è l'Empoli, onestamente. Però c'hanno dei giocatori interessanti, e Andreazzoli è quello che li può mettere in condizione di far bene. Tra l'altro Baldanzi si mangia anche un gol praticamente da 0 metri, e poi sempre da molto vicino con il suo inserimento mette il gol del vantaggio. Dopodiché miracoli dopo miracoli di Ochoa, quindi vanno vicino spesso al raddoppio, si mangiano anche dei gol. Clamoroso sarebbe stato se nel finale Cabral non avesse preso il palo, perché avrebbe potuto addirittura pareggiare la Salernitana nel finale. Quindi Empoli sempre in una situazione delicata, però arriva il primo gol, arriva la prima vittoria, e questo è importante. Verona-Atalanta, una partita più equilibrata di quello che avrebbe dovuto essere per i valori, insomma, in campo delle due squadre. La parola chiave è sempre lui. È sempre lui, che in questo caso segna addirittura di destro, controllo di sinistro e sparo di destro da vero centravanti. Koopmeiners, il rimpianto un po' di tutte le squadre, è veramente un centrocampista totale. Come vedete c'è equilibrio di tiri in porta, addirittura ci prova un po' di più il Verona ma senza grande precisione, abbastanza equilibrio nel possesso palla, anche nei passaggi, più passaggi per il Verona, precisione dei passaggi scarsa per entrambe le squadre, 25 falli per l'Atalanta. Leggevo dei commenti anche dei social atalantini che io seguo, che seguo i social atalanti, seguo i creators un po' di tutte le squadre, e quindi leggevo tra i commenti per farmi un'idea di come avevano visto la prestazione. Diceva sì, ci hanno fischiato l'impossibile, pigliamoci sti 3 punti, ci otturiamo il naso e andiamo avanti. Non erano soddisfattissimi. Segnaliamo, ho visto un colpo di testa di De Ketelare, anche lui da 0 metri, che avrebbe dovuto segnare. È tornato Charles De Ketelare, quello in forma Milan. No, però i gol si sbagliano, ragazzi, è così, il calcio funziona così. Chissà se Henry potrà risolvere un pochino la sterilità in attacco del Verona, che sicuramente Gongia è interessante, Foloruncio si muove bene, tra Bonazzoli, Savonara parte sempre alla panchina, non era disponibile Juric, non lo so, insomma devono risolvere in attacco, perché altrimenti faranno pochi punti. Saltiamo Napoli-Udinese, perché 33 minuti di video ve l'ho già postato, e ringrazio tutti perché siamo arrivati a numeri pazzeschi anche questa volta. Tipo, io quando saluto l'ultimo subscriber, ce ne sono 150 che si sono iscritti in un giorno, che non riesco a salutare perché non si sovrappongono. Veramente siete i miei eroi, e continuate così, ditelo ai vostri amici. Io sto cercando di scrivere di più su Twitter, così vengo più a macchia di Leo Ostigard, vengo conosciuto a macchia di Leo Ostigard. È importante perché ci sono dei punti di vista che dobbiamo ancora sottolineare. Il Napoli ha fatto il comunicato, ne ho parlato su Twitter, adesso dobbiamo parlare solo di campo. Inter Sassuolo è l'altro grande upset, perché Sassuolo, dopo aver battuto la Juventus, fa lo scherzetto anche all'Inter, che sblocca il risultato. Tutti parlano di una partita un po' complicata, un po' tosta, di una squadra un po' stanca, e non erano soddisfattissimi delle scelte di formazione di Simone Inzaghi. Si è ritornati praticamente a una formazione base, però alcuni interisti avrebbero avuto la conferma di Pavard, per esempio, e non sono stati convintissimi di quella che poi è stata la formazione iniziale, e quindi forse un po' di stanchezza l'hanno accusata. La sbloccano comunque con Dumfries proprio sullo scadere del primo tempo, rischiano qualcosina lo stesso sullo scadere con credo fosse Beirami che non è riuscito a concludere in tempo. Poi sale in cattedra Berardi, e prima l'assist splendido per Beirami, e poi il gol che fa, è addirittura riuscito a farlo più bello di quello che è stato il gol con la Juventus, che già era bellissimo e di una difficoltà incredibile. Questa volta non
non la spara di prima ricevendola dalla sua sinistra, se la allarga con un mezzo scavetto per se stesso, un po' come fa Kvara, però poi la palla è un po' lontana da lui, si deve inarcuare, non so se inarcuare adesso è un termine che in italiano esiste, però la prende benissimo, fa il giro perfetto. Berardi il Robben de Noartri, perché veramente sta in una forma incredibile, e se mantenesse questo tipo di forma per sempre Spalletti avrebbe la soluzione a tanti problemi. Berardi in questa forma è inamovibile, però ci sono dei giocatori, Immobile con la Lazio funziona, Berardi col Sassuolo funziona, ci sono dei giocatori che funzionano in un ambiente e non sempre funzionano in un altro, dobbiamo accettarlo. Sommer non convince tantissimo sul gol di Bairami, un pochino mezza paperotta, segnaliamo, poi fa anche una bella parata, perché il Sassuolo ha anche altre occasioni ed opportunità, più possesso palla per Inter. Ci sono spesso partite, le stiamo vedendo sempre più spesso, partite in cui si vince avendo meno possesso palla. Che questo non sia una cosa, il Napoli deve avere meno possesso palla per vincere, non siamo quel tipo di squadra là, quindi bene le vittorie contro l'Udinese dove c'hai il possesso palla, il dominio, dove sprechi anche tanto, l'importante è arrivare a tirare, che il Napoli non fa un tiro un gol, è difficile, è successo l'anno scorso qualche volta, ma non è proprio nelle nostre corde, quindi dobbiamo essere dominanti, sempre sul pezzo. Le vittorie col 37% di possesso palla non fanno per noi, e lo farà anche il Genoa, adesso lo vediamo. La Lazio ha la meglio sul Torino nel secondo tempo, non highlights entusiasmanti, insomma la Lazio che ci dimostra di stare non in grandissima forma, sta cercando a fatica di uscire da questo stato di incertezza, di discontinuità, non riusciva, adesso deve cominciare a partire da questa vittoria a trovare un po' di continuità. La sblocca Vesino, un inserimento centrale in aria, poi un bel gol di Zaccagni, e rischiano anche il 3-0 in realtà, perché fa una rovesciata Castellanos veramente interessante, però vedete poca roba, solo 6 tiri in totale, solo 3 tiri nella porta, 2 volte ci arriva in porta il Torino, ma non occasioni clamorose. Zapata, credo, non ho visto tutta la partita, ho visto solo highlights estesi e non è stata una partita entusiasmante. I tifosi delle due squadre possono dirmi nei commenti se mi sbaglio, ma diciamo, guarda, comunque possono sorridere solo perché la Roma sta andando peggio di loro e hanno scavalcato in questo momento la Roma, ma comunque è una classifica che deve migliorare sicuramente. Frosinone-Fiorentina, tra l'altro io ho dimenticato, è una cosa che facciamo tutti a tutte a tutta l'ora, messie madame, a tutta l'ora. Il Max XG, come avevo accennato nel video di ieri, è confermato il Napoli con 3.71 e il minimo XG è confermato quello del Lecce con 0.07, quindi Lecce proprio che si è affacciata nell'area della Juventus per sbaglio e non è riuscita a combinare niente. Questo deve essere un campanello d'allarme per il Napoli, o meglio, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo ma poi ci arriviamo a Lecce con calma. Frosinone-Fiorentina è importante perché il Frosinone è attualmente la squadra più in forma del campionato. Lo so, sembra strano dirlo così, ma se andate a vedere lo stato di forma delle squadre, è il Frosinone che c'ha pareggio, vittoria, quindi niente sconfitte nelle ultime 5 giornate, e come il Frosinone solo il Bologna che però ha 3 pareggi, una vittoria e un altro pareggio. Le altre, guardate quante L ci sono sparse per il mondo, cioè anche le squadre più forti cadono, inciampano. Dobbiamo sempre stabilire se sono le piccole che stanno diventando un po' più forti o se sono le grandi che sono sempre più scarse, ma distinto mi viene da dire con queste analisi che stiamo facendo che le piccole hanno delle proposte di gioco, hanno delle idee anche interessanti, hanno dei piani gara specifici, studiano questi allenatori, poi magari ti vengono meno i giocatori, perché io sono abituato a quel calcio dove facevo l'esempio agli amici abbonati, l'Udinese aveva Elveg, Birov, Amoroso, ricordate, Paolino Pod, cioè squadre piccole da considerare piccole. Non sto tornando nemmeno indietro a Falcao, Zico, Maradona, cioè tutti quanti tenevano il più forte del mondo, almeno uno in ogni squadra italiana, ma anche negli anni successivi c'erano squadre interessanti con giocatori forti. In questo momento io vedo giocatori scarsi, continuo a ritenerli scarsi, poi ogni tanto fanno l'esploit, però
come vedete inciampano tutte, e in questa situazione di incertezza e di inciampi totali, perché adesso anche l'Inter ha dimostrato di essere umana, di non essere in formato Napoli dell'anno scorso, perché arriva la sconfitta, arriva alla sesta giornata, non arriva più tardi come fu per il Napoli. Il Milan stesso era inciampato, la Juve inciampa, l'Atalanta inciampa, il Napoli inciampa, per non parlare delle romane. Quindi è un campionato che in questo momento non ha... l'Inter rimane sempre la più forte, il Milan ha dimostrato di essere tra le più forti sicuramente. Questa classifica mi sembra giusta e veritiera. Se il Napoli dovesse fare il Napoli veramente, cioè trovare continuità nella prestazione, nei risultati che abbiamo fatto lunedì, se veramente possiamo dire la nostra e non dobbiamo ritenerci spacciati, perché la Serie A oramai è così. Questo magari facevi il mercato un poco prima, li mettevi subito in condizione Garzia, si sarebbero chiariti prima le cose, non lo so, io resto convinto, facevi un'amichevole un po' più impegnativa, ti accorgevi degli problemi. Ma andiamo avanti. Quindi il Frosinone con la Fiorentina finisce 1-1 e segnaliamo che è la solita Fiorentina, nel senso è la solita squadra dell'italiano che costruisce, adesso finalmente rispetto alla partita dell'Udinese è tornata a costruire, ma è tornata a lasciare contropiedi pazzeschi agli avversari, e infatti da uno di questi arriva, è proprio un problema di preventive là, devi trovare il modo di essere un po' più equilibrato, non attaccare con 50 uomini, o riaggredisci meglio, perché anche il Napoli ogni tanto rischia questo, di prendere il contropredaccio. Le grandi squadre fanno così, ma le grandi squadre realizzano di più quello che creano. Poi ogni tanto un rischio te lo prendi perché ci sta, e accetti pure gli 1 contro 1 in difesa con giocatori più forti. La Fiorentina quando poi subisce il contropiede prende gol, e sono bastati 3 tiri in porta per il Frosinone per farne uno, la Fiorentina 6 per farne uno. Alla fine c'è un equilibrio di possesso palla, addirittura il Frosinone fa più passaggi, quindi la Fiorentina crea di più. Negli highlights abbiamo visto più occasioni per la Fiorentina, ma ancora non ci siamo, e ci raggiungono in classifica a 11 punti con il Frosinone a 9, comunque che resta la rivelazione del campionato, e secondo me più anche del Lecce, perché poi ci arriveremo. Monza-Bologna, che cos'è questa cosa enorme? Non dovrebbe essere così enorme, ma Monza-Bologna probabilmente non hanno fatto gli highlights estesi della partita, perché 0-0, ma lo 0-0 come al solito non vi deve ingannare, perché secondo me è stata una partita divertente anche per delle decisioni arbitrali importanti. Prima di tutto vengono annullati 2 gol, uno per 1 millimetro di fuorigioco e un altro per un fallo chiamato a Zirkzee che secondo me non c'è, prende nettamente il pallone, e mi sembra che Caldirola del Monza sia già in volo verso la ricerca di un contatto. Poi la palla finirà a Ferguson che segnerà il gol del vantaggio, ma gli verrà annullato. Male, secondo me male. Dopodiché mettiamoci negli arbitraggi anche un Salemakers che decide di applaudire ad un cartellino giallo che prende. Gli arbitri sono permalosi molto più di Osimhen, tra l'altro, e quindi mentre quello gli applaude in faccia, ovviamente non si può fare, si becca il secondo cartellino giallo e l'espulsione. Ma protagonisti i portieri, ci sono state occasioni clamorose con belle parate di entrambi, di Skorupski e di Gregorio. Sono 2 squadre interessanti, sono 2 allenatori secondo me in rampa di lancio, si annullano in questo caso, e forse è giusto anche così. Dopodiché Genoa-Roma l'abbiamo guardata un pochino più attentamente. Questo signore qua è un castigo di Dio, è a tutti gli effetti un trequartista che è stato listato centrocampista, ma te lo trovi dappertutto, c'ha tecnica, c'ha finalizzazione, è veramente veramente importante per una squadra come il Genoa. E poi Retegui fa un gol tra i più belli anche per costruzione, poi gli arriva stop e tiro secco, un po' battistutiano se vogliamo fare un paragone esagerato. La Roma aveva anche pareggiato col colpo di testa di Cristante, ma vedo poca costruzione, vedo una manovra che va sempre a fiammate, non c'è un continuo macinare gioco pericoloso per gli avversari. La Roma alla fine
71% palla, 71% di possesso palla è un bel numero, ma di tiri in porta solo 3, vuol dire che non affondi bene. Sappiamo che il Genoa si chiude dietro ed è difficile da risolvere, però Lukaku sembra troppo isolato, Dybala doveva venire molto, molto all'interno del campo per cercare di giocare qualche pallone. Insomma, gli infortuni esistono, sono molto in difficoltà anche in difesa, però Mourinho deve dare una sferzata, una svolta a questa partita, sennò veramente è crisi nera per la Roma, non c'è dubbio. Anche il numero dei passaggi ti fa capire che è una crisi nera e diabolica questa classifica. Di conseguenza siamo arrivati alla partita che ci interessa. La partita in sé ci ha detto poco del Lecce di cui si era parlato molto bene prima, perché il Lecce, ricordiamo, classifica molto molto lusinghiera, lo vedete qua, siamo pari merito con 11 punti, con lo stesso identico score, 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Il Napoli fa più gol, ne subisce anche uno in più, Lecce ne fa 8 e ne subisce 5. Però io non voglio come si dice, sottostimare il Lecce, non voglio dire al Napoli vai tranquillo che Lecce lo puoi sconfiggere, però è arrivata la prima sconfitta contro la Juventus. Io consiglio al Napoli di non sbilanciarsi troppo, perché secondo me con il Lecce, con questi giocatori che ha, e li possiamo vedere se accorciamo un pochino il campo, sono giocatori di gamba, sono giocatori interessanti. Ha un Quest, proprio la classica ala destra che rientra, veloce, sempre molto combattivo, non molla mai. Kristovic è un addio di punta, è proprio un buon centravanti. Strefezza il classico, ed è stato anche utilizzato come falso 9 in altre partite prima che si imponesse Kristovic. Ramadani si abbassa molto, lo vediamo nelle posizioni medie del Lecce contro la Juventus. Guardate che è una situazione un po' particolare. Vedete Strefezza come si trova in posizione media centrale, addirittura più avanti di Kristovic, che viene un po' indietro per aiutare la squadra e fare la sponda, e il 10 Uden, che è un po' il fantasista della squadra, la mezzala sinistra alla Zielinski, sta lì molto vicino. Si crea tutto questo spazio qui che viene però occupato bene da questo Dorgu, che è un buon terzinaccio di tanta quantità secondo me, e si abbassa molto Ramadani, almeno in questa partita si abbassava molto in mezzo a Baschirotto e all'altro centrale Pongracic per aiutare un po' la costruzione. Blin l'altra mezzala, e ho questo un pochino più isolato, un pochino per dare l'ampiezza. Quindi si è creato questo buco qua, però non mi basta una partita per capire se questo è proprio il piano gara del Lecce, e vado a vedere la vittoria contro la Lazio, perché le altre partite, ragazzi, se andiamo a vedere bene, il pareggio con la Fiorentina, io mi ero segnato errore di Arthur, la solita Fiorentina che ti regala qualcosa. La vittoria con la Salernitana per me fa poco testo, perché la Salernitana non è una grandissima avversaria. Il pareggio con il Monza, abbiamo visto anche là, sono stati un pochino fortunati. La parola chiave lì fu Falcone, cioè uno dei punti di forza del Lecce è un gran portiere che sta parando l'impossibile. La vittoria con il Genoa e poi la sconfitta con la Juve, quindi li voglio rivedere con una squadra forte, dove devono subire un pochino di più. E quindi vado a vedere con la Lazio, che però non lo so quanto la puoi considerare una squadra forte, che hanno cominciato malissimo, forse non erano ancora pronti per la stagione. E vediamo un pochino il piano gara. In questo caso c'era Strefezza falso 9, proprio punta centrale, che vedete nelle varie macchie si muove a tutto campo. A sinistra c'era Banda, che dovrebbe ancora essere infortunato, sempre Omquist, sempre Ramadani, Gonzales qui al posto di Uden, Rafia che pure è entrato nel secondo tempo contro la Juventus, sempre Dorgu e sempre i soliti con Baschirotto e Pongracic. Insomma è un Lecce che si fa leggere molto facilmente. Il 4-3-3 del Lecce secondo me sono pericolosi se gli lasci campo in contropiede, quindi il Napoli dovrebbe essere un pochino, lo so, è strano che lo sentite dire da me, un po' più prudente, perché sappiamo che la Juventus per esempio li ha affrontata così, cioè senza andare all'arma bianca, e gli hanno fatto creare zero. Quindi il Napoli con la qualità che ha poi in avanti, senza dover mandare avanti entrambi i terzini tutti insieme, lasciare Nathan e Ostigard da soli può essere un problema, perché in attacco loro sono veloci e sono pericolosi. Però secondo me se tu mantieni il pallone e non pensi al Real Madrid, perché questa è la cosa poi che ti può fregare,
la partita trappola che tu sottovaluti, pensi già al Real Madrid e ti mantieni. No, non sto dicendo questo, sto dicendo il Lecce è una squadra alla nostra portata, non fatevi impressionare dalla classifica, li potete battere non ad occhi chiusi, ma con la convinzione che avete dimostrato con l'Udinese li potete battere tranquillamente. È una partita che va vinta a tutti i costi, quindi risolvetela in fretta senza farci avere patemi d'animo, perché sono pericolosi ma sono tranquillamente alla portata. Quello che crea la classifica del Lecce sono anche avversari che non erano all'altezza. Il Napoli deve essere assolutamente all'altezza, vedete XG proprio 0, assolutamente 0 del Lecce, 0,07, il minimo assoluto della Serie A di queste prime 6 giornate. Noi facciamo il minimo e il massimo della giornata, ma tengo anche presente quello che sono tutte le giornate, quindi arriviamo proprio con il Napoli che fa il massimo di tutte e 6 le giornate, quindi grande forma e fiducia, con il Lecce in meno forma e meno fiducia, quindi ce la metteranno tutta, e il Napoli c'è il problema presunzione, loro ce la metteranno tutta per ritrovare quell'entusiasmo delle altre vittorie e dei risultati, e non una prestazione così, perché veramente è stato, si sono riposati, ha detto vabbè, con la Juventus fa niente, casa loro non fa niente. La Juve non è che crea poi pure lei tantissimo, tant'è vero che noi segnaliamo dei fischi nel primo tempo allo stadium, dopodiché il Lecce 0 tiri, un po' meglio nel secondo tempo anche il Lecce, poi la Juve con Milik la sblocca e non fanno molto altro. Chiesa l'unico forse un po' più attivo, propositivo, che sta andando bene anche nel mio fantacalcio, e segnaliamo un rosso per simulazione, ovvero una seconda ammonizione che si poteva tranquillamente evitare, perché sì, cade, sì, non è fallo di Chiesa, non mi sembrava il caso, non ha nemmeno protestato a dire è fallo, no, è caduto. Improvvisamente vediamo un arbitro bello protagonista che ammonisce per simulazione, quando la simulazione, che lo sapete che io sono proprio fissatissimo, non l'ho vista questa simulazione, e invece addirittura un giallo che vale un rosso, una cosa stranissima e secondo me inaccettabile. Tra l'altro, tra arbitri permalosi che espellono per gli applausi sarcastici, quelli della simulazione quando se la inventano, anche il gol di Milik non era calcio d'angolo quella là, perché c'era stato il doppio rimpallo, ma ovviamente non si può tornare sul latte versato. Signori, io penso che questa è la situazione. Il video è già lunghissimo e non ho parlato del mio fantacalcio, secondo me non è il caso di parlarne adesso. Ci saranno momenti dove saremo più liberi da impegni di cronaca e parleremo anche di queste cose qua. Vi dico solamente che stavo in vantaggio finché non ha giocato il Genoa, dopodiché mi hanno segnato contro Gudmundsson, Retegui, io c'avevo Mancini che si è fatto ammonia, ha fatto una partita tremenda, dovevo sperare in altre cose, Zirkzee male, Kvara bene, ok, ma a Chiesa non hanno dato nemmeno l'assist, perché poi c'è la deviazione così, da New York. Questa è la formazione, secondo me. Il dubbio è la conferma di Mario Rui e l'alternanza con Olivera. Io ripartirei con questi qua, lo so, siamo a breve, io non ho i dati per capire se Politano ha recuperato, se stanno bene fisicamente quelli che sono usciti in tempo, perché ricordiamo le sostituzioni, i soliti sono qui pronti ad entrare, Raspadori, Elmas, Simeone non lo considero perché Osimhen deve sempre partire titolare, Mario Rui come abbiamo detto, il buon Cajuste e Lindstrom. Questa è la situazione al momento, veramente tocca a Garcia capire chi sta più in forma. Io Zanoli l'avrei fatto entrare, ma perché la partita era conclusa. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, fatemi sapere le vostre impressioni e anche la formazione probabile con il Lecce, perché servono i 3 punti senza discussione, magari anche con la prestazione simil udinese, ma ci vogliono i 3 punti,